Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, doccia fredda sulla candidatura. Pubblicato il primo esito della valutazione sul dossier e il risultato non è positivo. Le indiscrezioni giravano già dallo scorso febbraio, si presumeva per motivazioni di tipo ambientale. In realtà le ragioni della bocciatura sono di tutt'altro genere. A non convincere i commissari UNESCO è proprio questo territorio veneto che non avrebbe quelle caratteristiche di unicità necessarie. In altre parole, le colline della Pedemontana trevigiana non presenterebbero quelle tipicità di paesaggio tali da renderle patrimonio dell'umanità, anzi proprio l'estensione delle coltivazioni dei vigneti avrebbe in qualche modo compromesso il paesaggio originario. Una bella mazzata, anche se la valutazione ad onor del vero non manca di sottolineare anche la bellezza del territorio, la capacità gestionale, la storicità di un territorio di cui si sottolinea il valore mondiale. Sicuramente non è un passo felice in questo momento, ma bisogna guardare anche al dossier completo. Sicuramente la bocciatura riguarda una parte solamente che secondo me può essere recuperata e bisogna recuperare. È proprio sui pregi comunque riconosciuti che il comitato promotore della candidatura intende far leva per ribaltare il verdetto ed arrivare alla fine ad un esito positivo. Insomma, Conegliano e Valdobbiadene non si arrendono, decise a giocare fino in fondo la partita. È successo anche ad altre zone che si approcciavano a diventare patrimonio dell'umanità e poi lo sono diventate, per cui noi continuiamo ad essere fiduciosi e a lavorare a testa bassa perché il nostro territorio abbia un riconoscimento che assolutamente merita.